Lassù in Valle Brembana, camerata Cornello, nel 914 è successo un macello. Or vi narro la storia di Pianetti Simone, che il 13 luglio uccise 7 persone. Non ne trovo 5 tra quelli elencati, se no eran 12 i morti ammazzati. Pianetti ora è un mito e non solo qui in valle, ma a dirvela tutta era un gran rompipalle. Da giovane al padre aveva sparato per l'eredità, grazie a Dio l'ha mancato. Emigra a New York, però lì non sfonda, ritorna al paese dove si ammoglia. È sua una locanda con annessa pensione, con ballo festivo, un luogo di perdizione. Non tollera il parroco quella indecenza e minaccia l'inferno a chi la frequenta. Pianetti è costretto a mutare mestiere, va giù a San Giovanni, cambia pure paese. Lì apre un mulino elettrico moderno, di nuovo contro lui si scatena l'inferno. L'impresa finisce assai peggio di prima e il diavolo dicono a macinar la farina. Pianetti si sente come Rigoletto, non regge la rabbia che gli cova in petto. Sì, vendetta, tremenda vendetta, di quest'anima è il solo desio, e vendetta sarà. La storia che racconto, crudele e disperata, ci porta a San Giovanni e più in alto a Camerata. Canto la rabbia di Pianetti Simone, ira funesta che annientò 7 persone. Per molti era un tipaccio il Pianetti, il cacciatore, colpiva 1000 passi un camoscio, era il migliore. Quel giorno è un'altra però la selvaggina che c'entrerà la sua carabina. A casa alla stazione, su e giù come un mastino, cerca il notaio Arizzi all'alba quel mattino. È il primo in lista e per caso non lo trova, il suo fucile tace per ora. Cerca l'oste e canali, bussa alla trattoria, ma l'oste non si affaccia, non è di cortesia. Non è in centrale e gli sfuggirà chi al suo mulino ha tolto l'elettricità. Ritorna a casa e bacia la bimba Carolina, poi prende la drillinga, mitica carabina. Un giorno a caccia è il re che gliela dona, premia la mira che non perdona. Sono le 9:30. Il medico condotto è il primo assassinato. Sbagliò a curargli il figlio, per questo è condannato. Poi cerca il sindaco Manzoni su al Cornello, ma si è nascosto, scampa al macello. A quel punto va al comune di Camerata. Sono quasi le 11. Poi verso il municipio deciso lui si avvia, uccide il segretario alla sua scrivania. La figlia sulle scale urla di paura, un colpo in testa e la sfigura. Valeria ha 26 anni, sempre imbracciando l'arma che ha già ricaricato. Va a casa di Ghilardi, 2 passi ed è arrivato. C'entra alla tempia il poveretto che è già a pranzo. Moglie e nipote sono lì al suo fianco, invocano pietà e si salvano. Ghilardi era anche giudice conciliatore oltre che calzolaio. Adesso è sul sagrato in piazza della chiesa, uccide cursore parroco e il clou della sua impresa. Lui al cursore sparò alla schiena, ma non provò nessuna pena. Al prete a Don Filippi, quando l'ebbe di fronte, ci disse: Siur preost, di ogni male è lei la fonte. Alla s'amiga lui, cosa ma faccio? La riverisco e il gas barat.
E mezzogiorno in punto cerca l'oste Bottani, alla Pianca non si trova come era nei suoi piani, e va a Cantalto da una contadina che non pagò della farina. Fu lei l'ultima vittima, Milesi Caterina, era col nipotino, l'assassinò in cucina. 12:30 risuonò l'ultimo sparo, poi sul cancervo trovò riparo. Lassù furono spediti 300 e più soldati, ma sempre dalla caccia tornarono scornati. Che fine ha fatto ancora non si sa, ormai è un mito e lo resterà. L'han fatto diventare l'anarchico e il ribelle, l'eroe, perché ha venduto assai cara la sua pelle. Lui era un uomo in rovina e disperato, che dai soprusi si è vendicato, ma la sua storia ancora e sempre griderà: giustizia, orgoglio, ribellione e libertà.